Ivo Rossi, Partito Democratico, ex sindaco di Padova, parla del Comepa come uno strumento che poteva essere utilizzato. Perché non viene utilizzato il Comepa, ma si parla di una sinergia forse più concreta e diretta tra sindaci invece? Ma non voglio entrare in polemica, bisognerebbe vedere poi in 10 anni qual è questo strumento che grandi risultati poi ha ottenuto. Rischiamo che con un semplice accordo di servizio tra sindaci si riesca a fare magari quello che non è stato fatto per tanti anni. Cioè, io non credo non serve una sovrastruttura, i servizi possono essere dati come lo dimostreremo a breve facendo degli accordi e siglando degli accordi che non sono delle sovrastrutture. Dopo ognuno la pensa a suo modo, dopo magari passato qualche anno vedremo quale sarà il risultato di un'organizzazione snella di questo tipo e qual è stato, che possiamo probabilmente già verificarlo, il risultato di 10 anni di questa organizzazione che sinceramente, magari lo potranno dire i sindaci presenti, sinceramente non mi pare che abbia colto dei grandi risultati o fatto delle grandi cose. Poi abbiamo anche dei piani urbanistici assieme, no? Abbiamo questo piano d'assetto del territorio intercomunale che è molto importante, però molti sindaci, e parlo anche per i comuni di Padova, uno strumento programmatorio urbanistico è importante, però non può vincolare le amministrazioni, quindi le lamentele che sento anche dai colleghi è quello, attenzione a strumenti che dopo servono sì per coordinare quelle che sono le sovrastrutture intercomunali o una visione più ampia e di area vasta del territorio, però attenzione a non andare a condizionare quella poi che è la politica territoriale che è esclusiva del singolo sindaco, quindi io non cercherò mai di condizionare la politica e l'ho detto ai sindaci che hanno aderito a questa convenzione sulla sicurezza pubblica, ma è molto snella, si può entrare e uscire e non è assolutamente condizionante. Un'unione dei comuni purtroppo è condizionante, ci sono molte amministrazioni che stanno uscendo dalle unioni dei comuni, perché le unioni dei comuni non fanno nient'altro che togliere poi la polizia municipale dalle varie amministrazioni, riunirli assieme, ci vuole un direttore, deve esserci un consiglio comunque di amministrazione che gestisce, quando nelle realtà che ho potuto vedere io alla fine i servizi non diventano migliori ma molte volte peggiori, i sindaci si lamentano perché non hanno più il controllo della polizia municipale, non possono più neppure telefonare per dire c'è questo problema, mandiamo una pattuglia, mandiamo una macchina nostra. Questo primo esempio invece dà la possibilità al singolo sindaco di mantenersi la propria struttura e quindi di poter operare in maniera libera, però organizzandosi con i comuni contermini. Domenico Menorello, lei ha visto nascere forse il Comepa, ne ha visto un percorso più o meno concreto ed applicato al territorio. Oggi Grande Padova, un progetto più semplice nella fruibilità del servizio. Permetterà a Padova di non essere inglobata da Venezia, oggi riconosciuta come unica città metropolitana in Veneto, poi c'è un ricorso pendente che è stato fatto dalla Regione Veneto, di cui appunto a brevissimo dovremo avere un attimo Io saperne l'esito. credo che il criterio che ha indicato il sindaco Bitonci sia il criterio più utile, cioè che cosa ha combinato, funziona questa Comepa, a parte che sembra una marca di qualche prodotto cosmetico da comprare in supermercato. Guardiamo i fatti. La Comepa, la conferenza metropolitana di Padova, ha sfornato il PATI, ha ratificato dalla provincia con delibera della provincia di Padova nel 2012, applicando una legge regionale, la nuova legge urbanistica, che è del 2004. Ora, se sembrano pochi 6 più 2, 8 anni per fare un PATI, evidentemente è uno strumento che non serve. Cioè, quello che abbiamo visto in questi anni è stata più così una camera in cui a turno se facevano...
Bisogna chiarire che il PATI può essere fatto indipendentemente dalla Comepa, perché nell'Alta Padovana il PATI, diciamo, del Cittadellese è stato fatto senza accordi di sovrastruttura, Sì, nel sì. senso il comune di Cittadella, Fontaniva, Tombolo, San Giorgio in Bosco e Campo San Martino. Io ero sindaco là, abbiamo fatto il nostro PATI, non come quello di Padova, PATI vero, cioè non PATI generalista, PATI dove c'era il PATI che era PATI PAT, PATI PAT, in modo Che che sembra una canzone. no, Sindaco, la un fermo, rap. cos'è il che PATI? Perché a casa il non PATI, ci sei. Faremo piano un rap. d'assetto del territorio intercomunale, però può essere per argomenti o può essere completo. Allora, questo è per argomenti, non è un PATI completo, perché il PATI completo dà la possibilità ai sindaci di fare poi il piano del sindaco, il piano degli interventi. Questo invece ha bisogno comunque di Del un PAT, cioè di un piano di assetto del territorio. E i PATI possono essere fatti al di là di un'organizzazione che si chiama conferenza metropolitana, cioè non c'entra assolutamente nulla, No, può essere fatto non c'è indipendentemente, dubbio. perché la norma, che è la legge 11 del 2001, dice così. Insomma, questa conferenza metropolitana è stata immaginata come un gran tavolo in cui ci si è parlato addosso e poi produceva, appunto, come è stato descritto adesso, delle idee quadro che poi dovevano poi essere attuate. Mi sembra che l'approccio molto più pragmatico che adesso propone il Comune di Padova sia più interessante, cioè si fa una convenzione su questo scopo ed è già operativa. Questo sicuramente, almeno nell'abbrivio con cui viene concepita, dà un'idea non di un ennesimo carrozzone che serve più per parlarsi addosso che per produrre dei servizi, ma il tentativo di produrre dei servizi. Su Venezia, città metropolitana, questo io spero che tutti, a differenza di quello che è successo fino a poco tempo fa, dove abbiamo avuto l'aberrante posizione del Comune di Padova che voleva la città metropolitana di Venezia, così come viene concepita la città metropolitana dalla legge 56-2014 del governo Renzi del Rio, una legge del Rio ma manca una I perché è la legge Delirio, significa che praticamente l'urbanistica di Padova viene scelta da Venezia, cioè se noi dovessimo accedere alla città metropolitana di Venezia, automaticamente il sindaco di Padova non è più l'ottimo sindaco che io ho alla mia destra, ma sarà quello che sceglieranno non i cittadini di Padova, i cittadini di Venezia, che interferirà sulle scelte urbanistiche, sulle scelte dei trasporti, quindi è come in sostanza diventare un quartiere. Questo non rispetterebbe minimamente non solo la natura del Veneto e delle nostre città che hanno una certa capacità di autogoverno, ma soprattutto non è affatto democratica, perché 200.000 cittadini sceglierebbero per 1,5 milioni forse di abitanti. Chiudo dicendo che mi sembra che proprio oggi che si parte con un nuovo passo su questa grande Padova potremo fissare un obiettivo ambizioso, cioè la grande Padova è un'unica città, perché lo ha descritto benissimo il sindaco Rinuncini ad esempio, in cui di là c'è Ponte San Nicolò e qua è Padova, ma in realtà è una differenza totalmente artificiale. Spesso i cittadini non la percepiscono neanche, no, ma la conosce chi effettivamente lavora sul territorio. Ma infatti i servizi vengono presi quasi tutti, i servizi, le scuole, i trasporti vengono presi quasi tutti sul capoluogo, con molte difficoltà amministrative nel fornirli. Dicevo, sarebbe una città di 394.000 abitanti. 394.000 abitanti, Firenze ne ha 377.000, Bologna ne ha 385.000, diventerebbe ed è la settima città italiana. Ma quale maggior capacità di interlocuzione sul piano regionale, sul piano nazionale, di attrazione di investimenti, di grandi eventi, di investimenti dell'Europa ad esempio, avremmo? E io credo che il nostro obiettivo potrebbe essere ripensato di diventare un unico comune, che non significa, chiudo, schiacciare le identità che sono all'interno di questo comune, perché anche questo è un modo vecchio di pensare al comune. È possibile per tutti i comuni sopra i 250.000 abitanti che lo statuto immagini forme di autonomia interna, che potremmo chiamare municipio, per cui tutto ciò che è, non so, sfalcio dell'erba, manutenzione, illuminazione, rimanga
così com'è adesso, a disposizione delle realtà piccole, delle realtà territoriali e quindi ci siano delle entità che governino da vicino questi fenomeni, ma i grandi temi, l'urbanistica, i trasporti, i servizi, siano decisi da un unico comune. Non è un'invenzione, Londra, Parigi funzionano così, sono città di città. Ecco, noi potremmo fare la prima città di città d'Italia e diventeremo la 7ª città italiana e diventeremo più capaci di rispondere con efficacia alla crescita che il nostro territorio attende. Certo, abbiamo parlato di legge del Rio, la legge che in un certo senso cambia le nostre province, gli dà meno poteri sicuramente. E quindi la domanda è ovviamente spontanea, capire chi farà le funzioni della provincia, ad esempio la protezione civile, chi la gestirà piuttosto che i centri per l'impiego. Sindaco Linoncini, a me viene per pensare a lei quando penso alla protezione civile, il ruolo importante che ha nel gestire anche le acque in caso di emergenza. Un comune come Ponte San Nicolò che nel 2010 ha visto l'acqua arrivare proprio nelle case dei suoi cittadini, sicuramente auspica una gestione controllata e ben fatta di quelle che sono le acque del territorio. Sì, anche proprio poco tempo fa ragionando con i sindaci, io per esempio farei parte del distretto della Saccisica e quindi dal punto di vista tecnico ci sarebbe un termine tecnico, il COM, no? Centro operativo misto, e con i sindaci della Saccisica anche in caso di emergenza. Per esempio anche lì una certa flessibilità, perché se tu l'emergenza l'hai lungo il Bacchiglione, piove di sacco, in quel momento assolutamente non è efficace, e fare il COM a piove di sacco non è efficace, il COM va fatto dove c'è l'emergenza, e quindi anche alcune territorialità, alcune distribuzioni territoriali non sono utili, e quindi molto più utile invece un ragionamento per esempio per temi legati all'aspetto idraulico con Città di Padova e con i comuni confinanti, ed è lì dove anche in questi giorni ho chiesto. Abbiamo firmato proprio con il Comune di Padova una lettera al Consorzio anche con Albignasego per problematiche legate all'aspetto per esempio del Consorzio, perché abbiamo bisogno di intervenire in alcuni punti critici degli scoli consorziali, e queste cose ovviamente fai massa critica per chiedere poi agli enti che sono la Regione, il Consorzio o altri enti, di intervenire in maniera efficace, soltanto però lavorando di squadra, perché ognuno di noi ha una forza limitata, lavorando insieme evidentemente in temi così importanti quali la sicurezza idraulica, tema fra tutti anche l'aspetto, per esempio, il grande tema dell'idrovia, sul quale credo tutti noi stiamo lavorando, e auspichiamo che chi domani andrà a governare la Regione porti avanti questa grande opera per noi indispensabile per la sicurezza del nostro territorio. Certo, Barison, sinergia quindi anche in temi così di attualità purtroppo. Perché... Sì. Diciamo che ormai da tempo noi sindaci adottiamo questo criterio della collaborazione e della sinergia tra comuni. Abbiamo superato i problemi burocratici che molto spesso ci sono, proprio cercando di avere una collaborazione molto diretta attraverso aiuti che quando c'è un problema o c'è una difficoltà cerchiamo di risolvere, quindi spesso portiamo avanti delle iniziative comuni proprio per essere più incisivi. Risolvere un problema nell'immediato è esatto. Diverso da dover attendere ovviamente anni, questo per il cittadino ovviamente. La gente ha bisogno di risposte veloci, rapide, non comprende i problemi burocratici che purtroppo le leggi molto spesso ci impongono, e quindi noi siamo operativi ormai da tempo come sindaci proprio per cercare di superare queste difficoltà, e credo che tutto sommato riusciamo a dare delle risposte ed è anche corretto il ragionamento di prospettiva che faceva Menorello prima, che bisogna andare oltre ai piccoli problemi, ma pensare di organizzare una città del futuro che sia adeguata su modelli europei, dove si possano davvero portare avanti progetti importanti e che rendano competitivi questi nostri territori, per cui è bene questo passo di essere concreti nei servizi, perché la gente è questo che chiede oggi. Dobbiamo anche sforzarci di dare una visione futura al territorio che possa
rientrare su modelli europei importanti proprio per attrarre finanziamenti, per poter portare avanti infrastrutture come quella che faceva riferimento il collega di Ponte San Nicolò, come può essere l'idrovia, proprio perché solo facendo massa critica oggi possiamo davvero dare delle risposte importanti ai nostri cittadini. Vezzaro, può essere anche una soluzione nei termini del lavoro, perché oggi i centri per l'impiego dipendevano dalle province appunto che vengono ridimensionate. Il lavoro oggi è un tema importante perché la crisi c'è, si sente, la sentono le aziende, la sentono i lavoratori. Il centro per l'impiego più funzionali, più efficaci sarebbero indispensabili. Sì, anche qui è una questione di scala. Io credo che sia necessario fare un salto culturale, ne abbiamo bisogno tutti come territorio. Anche perché la dimensione ha un senso, non è una cosa che sta scritto soltanto sulle carte geografiche. Io ricordo che Verona è stata citata prima. Verona nel 1927 per decreto ha assorbito i comuni della cintura e si è creata quella dimensione per cui oggi Padova si dice è asfittica perché è poco più delle mura medioevali o cinquecentesche, e quindi ha una dimensione che non le consente di essere quella città che aspira ad essere. Si diceva prima sarebbe la 7ª città d'Italia se venisse presa questa dimensione. Oggi non è più tempo di decreti, non si fanno più queste cose, cioè non ha più senso assorbire attorno alla città di Padova per decreto i comuni della cintura, se non altro perché la gente non è pronta a digerire questa operazione. Però è giusto mettersi nell'ottica di lavorare con dei servizi comuni. Io mi permetto anche di dire senza buttare via ogni volta quello che si è fatto prima. Non voglio qui entrare in polemica Comepa, non Comepa, tutte queste cose qui, però intanto gli interventi vanno storicizzati. Comepa è nata quando non c'era nulla, i sindaci non avevano mai parlato tra di loro e quindi c'era la necessità di avviare un dialogo. Ci ha messo tanto, ci ha messo poco, non ha importanza. Io ricordo che il comune di Vigo d'Arzere, oltre ad aver fatto il patti con la città metropolitana, ha fatto un altro patti con Cadoneghe, cioè anche la sua progettazione specifica l'ha fatta insieme ad un altro comune, quindi non è impossibile lavorare in questo modo. E io non mi sono sentito onestamente espropriato della mia possibilità di valutare lo sviluppo del territorio. Quindi recuperare anche quello che è stato fatto prima per acquisire una dimensione. D'altra parte nell'erogazione dei servizi siamo abituati, nessuno più penserebbe di pensare a distribuire l'acqua da solo o di fare i servizi di igiene ambientale da solo o di fare la sanità, erogare i servizi di sanità da solo. Tutti i comuni lavorano tranquillamente in questo senso, c'è la necessità di riprendere, però di non ricominciare sempre da capo ad ogni cambio di amministrazione. Io ricordo l'esempio del tram a Padova, e Padova ha perso tantissimi treni, ha perso anche il tram, adesso l'ha recuperato, l'ha fatto dopo, l'ha fatto troppo tardi, l'ha fatto forse non era il migliore che si poteva fare, soprattutto ha fatto un errore fondamentale che non è stato quello di tenere presente nella dislocazione delle fermate, doveva essere quello l'elemento che poteva unire la grande Padova, e la faceva con un fatto unico, bastava che uscisse dai suoi comuni. Questo non è stato fatto, è una strada che dobbiamo adesso riprendere, recuperare. Sarebbe stato un segno tangibile di qual è la vera dimensione della città di Padova insieme ai comuni della cintura. Però oggi dobbiamo guardare avanti, certo. Come dice lei, non buttiamo via il vecchio, ne facciamone tesoro dove è possibile, guardiamo avanti. Nei termini di sicurezza, rapidamente, visto che sono convenzioni siglabili anche in tempi molto veloci, trovando un accordo ovviamente tra i sindaci, può risolvere il problema della sicurezza o può aiutare a risolvere il problema della sicurezza questa sinergia? Preferisco questa seconda che ha detto. Sparare abbiamo risolto il problema della sicurezza, penso che sia una di quelle cose che poi i nostri cittadini ci verranno a dire ma tu non avevi detto che e invece non l'hai fatto. Io credo che risolvere il problema della sicurezza sia un obiettivo importante, ma che non possiamo illuderci di risolvere semplicemente facendo una convenzione. Certo che è un passo in avanti nella direzione di utilizzare i servizi in maniera sempre più efficiente. Abbiamo oggi poco personale, non è pensabile di averne molto di più, perché i costi ci sono, i comuni non sono in grado di sopportarli, eccetera. E quindi è chiaro che a vedere due pattuglie che arrivate al confine si incontrano, si salutano, però dicono io non posso aiutarti, tu non puoi aiutarmi, è una cosa che non ha nessun senso. Spreco di il territorio potrebbe essere la servizio. stessa cosa che si diceva per Bus Italia e APS, eccetera, eccetera. La logica è un po' sempre la stessa. Insomma. Certo. Abbiamo estrapolato un pezzo della trasmissione di Elena Cognito di oggi, Elena Bordin, presidente Confcommercio Venezia, che però parla da imprenditrice, parla da albergatore, un albergo, un ristorante, una tabaccheria, una struttura nella Riviera del Brenta a Pianiga. Vediamo le problematiche che ha dovuto affrontare da giovane imprenditrice donna.
Io gestisco con la mia famiglia, sono la terza generazione, un ristorante albergo a Pianiga, zona Riviera del Brenta, e abbiamo all'interno anche la tabaccheria, che è quella che viene considerata il bersaglio principale in questi casi, nel senso che non si tenta il furto per rubare generi di prima necessità, assolutamente. L'allarme è su beni che poi vengono rivenduti ed è questo, a mio avviso, anche un segno forte di disagio sociale, in quanto non si punta al bene di consumo, assolutamente. Dopodiché per quanto riguarda me, è quindi un'attività di ristorazione e hotel che soffre perché l'ospite dell'albergo, nonostante non si accorga di niente, perché fortunatamente, a parte un caso, sono sempre stati episodi notturni. Ah, perché ci sono stati più di uno? Sì. Quanti sono stati? Sono stati 7 negli ultimi 2 anni, tra furti e tentati furti. Quindi sono all'allarme, si crea una situazione di panico, sì, sì, perché si teme proprio anche per la propria sicurezza. Certo. E ci si trova a decidere se barricarsi dentro, rendendo però una struttura ricettiva poco appetibile dal punto di vista estetico, perché insomma nessuno vuole andare in vacanza in prigione, ma il volersi difendere sicuramente è più forte, che non si può più stare ad aspettare, a vedere, a guardare cosa succede, sappiamo che non succede niente. Di fatto il nostro sfogo è stato uno sfogo rivolto alle istituzioni, quindi ringraziando le forze dell'ordine per essere stati presenti in maniera tempestiva. Si trovano però con i pochi strumenti che hanno a disposizione a poter fare poco anche loro. Andiamo in pubblicità e poi torniamo a parlare della Grande Padova con i sindaci ma anche con le realtà di territorio.